Non solo vaccinazioni, ma anche tanti tamponi. La terza ondata del Covid, con l'incremento dei casi positivi, ha visto crescere anche la richiesta di test rapidi nelle farmacie del Vicentino. A richiedere il servizio soprattutto persone che hanno una bassa probabilità di essere esposti al virus e chi desidera periodicamente una rassicurazione sul proprio stato di salute e per maggior sicurezza degli stessi familiari. Sono circa 125-130 le farmacie vicentine che hanno aderito al servizio, oltre 400 test al giorno effettuati, siamo arrivati a circa 25-26 mila test rapidi effettuati. 12.000 in totale quelli effettuati dal solo inizio del mese di marzo, tamponi rapidi che hanno consentito di identificare quasi 900 soggetti positivi. Il tutto senza necessità di prenotazione e senza grandi attese, ma soprattutto vicino a casa, aspetto importante per chi vive in piccoli comuni. Numeri che vanno a confermare la valenza sociale del servizio offerto in piena sicurezza e a prezzo calmierato in accordo con la Regione. Questo fa ben sperare per quello che è il percorso che affiancherà al sistema sanitario la farmacia del territorio